eccetera, pare a me che si possa dire che la grande forza del modello occidentale consista nella concatenazione di democrazia, capitalismo. E tutto questo è figlio di un pensiero a cui di una forza non materiale, ma di una forza culturale, chiamerei così, questa forza che consiste nella valorizzazione dell'individuo, il pensiero greco, nella valorizzazione della statualità e anche di un tipo di società che possiamo ricondurre all'idea del diritto romano. Ecco il rilancio sul terreno del professor Cevolin, e poi la nascita del capitalismo, che è figlia diretta di questo connubio tra valorizzazione dell'individuo, democrazia. Tutto questo crogiolo di fattori porta ad una espansione formidabile del potere economico, politico e anche militare dell'Occidente, che ha dominato per una lunga fase storica il mondo intero. Noi assistiamo più recentemente a un riequilibrio altrettanto formidabile del potere globale, ed è un riequilibrio del potere economico, del potere politico e anche del potere militare, sulla base della nascita in Cina di un modello assolutamente strano, che è il connubio tra un modello antichissimo, quello cinese, e un modello più recente che è quello del capitalismo. Branko Milanovic sintetizza questo confronto, questo scontro dall'esito non prevedibile oggi, come giustamente dice il professor Andreozzi, lo sintetizza in un confronto fra il capitalismo liberale e il capitalismo politico. Il capitalismo liberale è quello dell'Occidente, quindi valorizzazione dell'individuo, diritto romano, democrazia, capitalismo, e dall'altra parte invece un'antica eredità confuciana con innestato sopra uno strano capitalismo non liberale, in cui non c'è la valorizzazione dell'individuo e non c'è la libertà dell'individuo. Ecco, l'esito è ancora tutto da scrivere tra questi due capitalismi, quello liberale e quello politico. Certo è che il modello del capitalismo politico costituische una minaccia, lo dico espressamente, lo dice alla fine anche in realtà anche l'Unione Europea, per il nostro modello. E una minaccia non tanto dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista di beni a cui siamo molto affezionati, quali la libertà dell'individuo. Ecco, mi pare che una delle grandi questioni, sempre per inviare la palla nel campo del professor Cevolin, sia proprio questa, dei valori fondativi, degli elementi fondativi del modello occidentale, cioè appunto valorizzazione dell'individuo, la democrazia e come elemento importantissimo, pilastro importantissimo, costitutivo dell'identità europea e occidentale, il diritto romano. Noi come possiamo fare che è il grande dilemma politico di questi tempi, come possiamo fare per non rinunciare a questi valori? Bene, faccio un piccolo intervento e ringrazio Ludovico Sonego, il senatore Sonego, che è sempre, come avete visto,
come dire, un campione della riflessione, ecco, e quindi sembra stimolante partecipare alle attività della Bobbio perché, come dire, ci aiuta, vorrei dire, come l'Imes, visto che sono un po' anche collegato alla rivista Limes, ci scrivo, sono collaboratore di Lucio Caracciolo, Limes Club e così via, capire la storia mentre accade, cioè gli storici sono in circolazione le persone più serie con le quali possiamo avere a che fare normalmente. Quindi ecco che, perché? Perché sono anche per certi versi umili, perché studiano una cosa che non può mutare, che è il passato, ovviamente con nuovi documenti, con nuove riflessioni, con nuove carte, però sono tendenzialmente delle persone serie. E proprio per questo voglio utilizzare un po' tutti i suggerimenti del senatore Sonego per chiedere aiuto un po' a capire la storia mentre accade al professor Andreozzi. E la prima riflessione che mi viene in mente è un pochino il confronto Stati Uniti-Cina, ma alla luce di questo suggerimento, cioè quello dello studioso Paul Kennedy, nei primi anni 2000, verso la fine degli anni 90, Paul Kennedy fece un libro, Ascesa e declino delle grandi potenze, dove praticamente diceva: guardate che chi investe in spesa militare è uno sciagurato, prima o poi la paga, e nell'ambito della dinamica del potere poi gli altri competitori invece investeranno in settori più produttivi, che migliorano, che creano più ricchezza e così via, si impoverisce meno e così via. Ecco, gli Stati Uniti in realtà non è detto che forse smentiscono per certi versi questo modello in alcuni elementi, proprio con riferimento alle nuove tecnologie, perché proprio le nuove tecnologie sono state inventate in ambito militare, proprio le nuove tecnologie hanno in realtà anche brevetti e sono poi utilizzate dalle companies americane per fare soldi, fare profitto e diventare le società più ricche del mondo con maggiore capitalizzazione, però lo fanno con per certi versi la ricerca di base e addirittura le scoperte o comunque le invenzioni addirittura del Pentagono, e poi hanno all'interno di queste società ci sono comunque dei membri del consiglio di amministrazione, sono del governo, e ho l'impressione che qualche influenza ci sia, ecco. Quindi ecco, vediamo che il confronto con l'altro modello, quello cinese, che si sta affermando e che ovviamente non ci soddisfa dal lato della democrazia e della libertà, però pone anche un altro problema invece, cioè quello della selezione delle classi dirigenti. È evidente che la Cina seleziona delle classi dirigenti migliori, almeno rispetto non so, basta guardare il nostro paese, ma anche gli Stati Uniti, forse per certi versi di Trump. Adesso vedremo Biden, ma ecco, non gli darei il premio Nobel in anticipo come si è fatto con Obama e così via. Quindi ecco, da questo punto di vista vorrei sentire un po' l'opinione, ecco, di Andreozzi su questo fatto, cioè sui due modelli, ecco, e il ragionamento, ecco, non quello dal punto di vista democratico e così via, ma ragionamento purtroppo di quello che accade, che a volte le cose accadono anche per elementi di forza. Tra l'altro, e qui viene anche in gioco il diritto, la reazione dell'Occidente, degli Stati Uniti, che spingono molto anche l'Unione Europea in questo senso, è quella di cercare di imporre dei veti per certi versi all'espansione cinese. Pensiamo nelle nuove tecnologie, non so, agli aggiornamenti di Android, quindi pensiamo alla diciamo non possibilità di utilizzare i brevetti per i microchip, diciamo, che sono prodotti soprattutto in Corea del Sud e poi a Taiwan, Hong Kong, ma ecco, con
queste società di Taiwan, Hong Kong, che sono tirate per le redini, diciamo, con le redini degli Stati Uniti. Ecco. Una cosa un po' più facile, più visibile, ecco, di questa direzione anche forse nella quale sta andando il mondo, e per esempio la vediamo nel Mediterraneo, che è una cosa che da un punto di vista è stata richiamata prima, degli storici ci possono dire qualcosa, ecco. E cioè quello che sta accadendo per esempio nel Mediterraneo è la cosiddetta territorializzazione del Mediterraneo, cioè tutti stanno esercitando delle zone economiche esclusive che estendono i paletti della sovranità, anche se non è proprio esattamente la sovranità completa, insomma, di uno Stato, ma buona parte, ben al di là, diciamo, del mare territoriale e così via, e quindi si sta profilando, ecco, una territorializzazione di quello che è il mare, che invece rappresentava l'elemento sfidante, e l'abbiamo visto anche nelle mappe che sono state richiamate da Andreozzi, e questo sta accadendo anche con riferimento alle nuove tecnologie. Prima della Cina, che ha impedito alle companies Facebook di entrare a offrire i propri servizi in Cina. Dall'altro lato, come ho detto prima, i sistemi operativi, gli aggiornamenti di Android e così via creano in realtà dei muri digitali, e quindi anche qui una territorializzazione di Internet. Quindi ecco, non chiedo ovviamente ad Andreozzi di fare l'indovino, perché questo non è di uno storico serio, però ecco, di individuare le regolarità, ecco, che ci possono essere in queste riflessioni. E grazie infinite ancora al senatore Sonego, perché ci ha suggerito tanti elementi che svilupperemo probabilmente anche durante il prossimo incontro, quello di gennaio, che ci avrà con un esperto di Cina e ci farà ragionare anche del punto di vista cinese su queste cose. E grazie infinite.